Si intitola Viaggio nella bellezza ed è il progetto che la Procuratoria di San Marco ha promosso e finanziato per fare in modo che gli alunni delle scuole venete possano fare gratuitamente un viaggio di istruzione nella Basilica Cattedrale di San Marco a Venezia. Non solo viene offerto loro gratis l'ingresso in Basilica, ma grazie al sostegno di alcuni enti, tra i quali le banche di credito cooperativo, sarà garantito anche il viaggio in treno, il pranzo a sacco, senza alcun costo durante la permanenza in città. L'iniziativa è già stata lanciata a livello sperimentale per 40 classi, ma partirà in modo stabile a partire da settembre dal prossimo anno scolastico. Al telefono il primo procuratore di San Marco Bruno Barel, che con il consiglio di procuratoria ha voluto e ispirato questa grande novità che farà da apripista anche a livello nazionale. Sono già cominciati i primi viaggi, una quarantina per ora, ma decolleranno soprattutto nell'anno scolastico 26-27 a cominciare da settembre. Il progetto è ambizioso: portare migliaia e migliaia di ragazzi veneti a scoprire Venezia, la bellezza della Basilica e delle altre istituzioni cittadine. C'è poi l'impegno costante che continua nella manutenzione della cattedrale, con molti cantieri aperti. Programmi ancora più ambiziosi per il 2026, una ventina di cantieri fra interni ed esterni e altre iniziative molto importanti